sí, es buena sensación. Amici di Sgaialand, buongiorno. Siamo a Selvazzano, in provincia di Padova, nell'atelier Biasetto, cuore pulsante della pasticceria Biasetto, in compagnia del maestro Luigi Biasetto. E devo dire che sono curiosissima perché in questa nuova puntata di In Cucina con Sgaia non so bene cosa ci attenderà. Quindi, maestro, io lascerei direttamente la parola a lei. La ringrazio moltissimo per questa opportunità, perché l'aspettavo da una vita. Però mi racconti che cosa andremo a fare oggi? Allora, bentrovati a tutti, ma niente di che, nel senso che oggi più che mai, soprattutto davanti alla preparazione di dolci, le persone fanno, come si può dire, un passino indietro, no? Quasi sentendosi inadeguati davanti a qualcosa che è abbastanza naturale. Certo che rispetto alla cucina, in pasticceria bisogna misurare, bisogna pesare tutto. Questa è una stagione meravigliosa perché a caduta abbiamo, a partire dalla fragola, che è il primo frutto che arriva verosimilmente a seconda delle piogge della stagione, verso fine aprile e primi di giugno abbiamo già le ciliegie e le fragole e quindi delle primizie. Ma è anche vero che poi la stagione avanza con le albicocche, poi abbiamo i primi frutti di bosco e via via, mentre ci si alza, si possono avere dei frutti sempre più particolari. Allora ho pensato di fare una confettura ai frutti di bosco. Ok. Insisto sul termine confettura perché oggi, ed è un po' una volgarizzazione di un nome, si dice marmellata, ma la marmellata è solo agrumi. Lo dice la normativa italiana e europea che ovviamente arrivando dall'inglese marmalade, quindi una composta di agrumi. La confettura, il termine giusto per richiamare tutto quello che ha a che fare con l'albicocca, con le pesche, con le ananassa, cioè tutto quello che non è agrumi. Se dovesse fare una confettura a un frutto giapponese come l'agrume giapponese tipico che sa da mandarino e da limone, Sì. dovrei chiamarla marmellata perché di fatti è un agrume, quindi pompelmo, mandarino, arancio. Frutti di bosco, pesche, albicocche, ananas, mango e via dicendo sono di fatti frutti che fanno della confettura. Perfetto. Allora facciamo la confettura. La frutta è stata attentamente lavata e soprattutto raccolta da poco. Bisogna fare attenzione nel momento della raccolta perché una frutta raccolta dopo piogge abbondanti o dopo periodi di grande siccità farà sì che o la mia frutta sarà molto acquosa e quindi davvero molto povera di pettina, oppure molto dolce e anche in questo caso la pettina si brucia perché si innesca, mi rendo conto che qualcuno è complicato, No, ma prendete pasticceria è nota. scienza. E chimica soprattutto, quindi per effetto di una fermentazione dei frutti, per effetto dello zucchero appunto, la pettina si denatura. La pettina è quella fibra naturale che è presente in tutti i frutti Certo. e che permette di gelificare. Una buona confettura deve avere prima di tutto negli ingredienti, per chi dovesse comprarla, il nome frutto. E il secondo ingrediente è zucchero. Poi non deve avere nient'altro che semmai succo di limone. Succo di limone. Fine. Pettine, addensanti, coloranti, aromi, eccetera. Non ci deve essere niente, non è un prodotto sano. O meglio, è un prodotto manipolato. Madre Natura offre ciò che c'è di meglio e quindi noi partiamo con una lavata in abbondante acqua, lo facciamo qua, però l'abbondante acqua permette appunto di sciacquare, soprattutto nelle fragole. La maggior parte oggi dei frutti sono sospesi, anche queste fragole sono sospese. Le produzioni intelligenti sospengono su delle reti i frutti e quindi non toccano più terra e devo dire che questo qui ci ha agevolato molto il lavoro. Però una sciacquatina della fragola noi la facciamo sempre in tutti i frutti in genere. E questo, quindi abbiamo, seconda cosa, e qua è arrivato il momento di lavorare. Ragazzi, che sogno. È tagliato in due, poi li mettiamo direttamente qua. Va Perfetto. bene? Posso procedere? Prego, nel frattempo Procediamo. io che cosa faccio? Prendo
i miei ribes rossi, stesso discorso, leggermente sciacquati, in acqua fresca. Noi devo dire che lo facciamo in acqua abbondante, corrente, no? Bella fresca. Perché fresca? Perché qualora si dovesse riscaldare il frutto inizierebbe a cuocere, quindi l'acqua Certo. fredda è importante. La cottura deve avvenire in un altro momento. Poi, per qualcuno che non dovesse saperlo, i ribes si puliscono in questo modo. Quindi con l'aiuto, Guarda il segreto dei ribes, vedete, care mie? Perfetto. ecco qua, l'aiuto di una forchetta. Ecco, questo è un bel segno, il frutto è molto resistente sul ramo, vuol dire che è stato raccolto da poco. Quando si stacca facilmente vuol dire che è un frutto che ha già qualche giorno, per non dire settimana, dalla raccolta. Certo. Invece deve proprio staccarsi a fatica. Vedo che stai procedendo molto bene. Io me lo auguro. Direi che Me lo auguro. le premesse ci sono tutte per una buona carriera in quanto confetturaia. Almeno come confetturaia, esatto. O tagliatrice di fragole. C'è una mia cara amica in Alsazia che per scherzo, alla fine degli anni 80 si è messa a fare delle confetture e seguendo le ricette, il vecchio sistema della nonna, che è questo qui, Christine Ferber. Andate a vedere perché Christine è un personaggio. Adesso fa niente poco di meno di 300.000 vasi. Ah, È caspita. considerata in Giappone la regina delle confetture, ma ovviamente anche in Francia, presente in molti programmi televisivi, e fa le confetture come la stiamo facendo qui, quindi nel rispetto appunto delle regole. E che cosa dicono le regole? È abbastanza semplice. Noi abbiamo in questo caso un cestino di frutta, mirtilli, ribes neri, lamponi e more, quindi abbiamo un bel assortimento, li mischiamo e poi versiamo, in questo caso 600 grammi di zucchero, quindi per ogni chilo di frutta abbiamo 600 grammi di zucchero. E che cosa succederà qui? Ce lo dica, perché io confesso, per la gioia di mio marito, non ho mai fatto nemmeno una volgare marmellata, come l'avrei chiamata io in casa, quindi sono tutta orecchie. Allora, in questa fase lo zucchero, adesso di nuovo per i piccoli chimici lo zucchero ha un'osmosi, cioè una pressione relativa superiore a quella delle fibre che proteggono la frutta. E quindi in questo momento lo zucchero, e si vede, incomincia a scindere, quindi a sostituire l'acqua che è presente nel frutto. Quindi difatti è una precanditura a freddo, Ok. e dove lo zucchero, vedrete che tra qualche minuto, e già da adesso, incomincerà a diventare liquido, proprio perché, andando a vedere proprio con un microscopio, una lente di ingrandimento, quello che sta succedendo, i nostri frutti in questo momento io li tratto con molta attenzione, non voglio ferirli, perché in un vasetto di confettura artigianale io mi aspetto sempre la mezza fragola, mi aspetto sempre il bel trancio di pesca, se no si chiama passata, è un'altra cosa. Ok, quindi lei è per la famosa presenza di pezzi. Presenza di Proprio pezzi, ok. e una confettura si deve stendere, poi lo vedremo, con un cucchiaio comodamente su una fetta biscottata. Ho detto fetta biscottata perché è fragile, se premo troppo vuol dire che c'è della pettina o c'è qualche forma di addensante che va a togliere quella freschezza. Dico freschezza anche se è vero, una confettura ha molto zucchero, ma quando noi abbiamo qualcosa di semiliquido in bocca, il nostro cervello registra sempre questo messaggio come qualcosa di fresco. Certo. Ho poco fa assaggiato una campionatura di un nostro produttore molto bravo in frutta candita, e ci ha portato dell'ananas candito. Nonostante il potere zuccherino, quindi candito, siamo a 80% di zucchero, quindi molto alto, mangiandolo avevo una sensazione di freschezza, proprio perché è riuscito a dosare bene gli zuccheri, ma soprattutto a tenere una certa liquidità in questa canditura che dà, ecco, vedi come... Eh sì, Eh? eh sì. Allora,
Noi solitamente lo lasciamo decantare un'oretta, fino a quando diventa liquido. Perfetto. O quasi liquido. Si vede proprio che lo zucchero comincia a sciogliersi e fa proprio uno sciropetto, no? Quindi un'oretta, direi che in cucina c'è sempre qualcosa da fare. C'è sempre qualcosa da fare per preparare il pranzo o la cena, ma c'è sempre qualcosa da pulire in pasticceria, no? Per quanto sei stata molto ordinata, quindi tutto a regola d'arte. Però in quel momento io ne approfitto e l'abbiamo già preparato, per preparare i miei eventuali altri aromi. Qui abbiamo 2 baccelli di vaniglia, Sì. questo è un Madagascar, quindi un baccello di vaniglia più sottile rispetto a un Tahiti. Quindi ok. Quindi Madagascar la differenza sta nella dimensione. sta nella lunghezza e nello spessore, sì. Questo è molto più floreale, questo qua è molto più vaniglia, sotto tutti gli effetti, no? Sotto tutti i punti di vista. Però possiamo, noi ci divertiamo molto ad aromatizzare proprio per dare un po' di carattere e di specificità. Ci piace molto fare anche delle infusioni, quindi mettendo nel vaso, lo potremmo fare un anice stellato che darà, soprattutto nelle settimane successive, un profumo molto fresco di anice, no? E gli ingredienti poi alla fine abbiamo detto 1 chilo di frutta circa, 600 grammi di zucchero, quindi Sì. abbiamo, se andiamo a fare un confronto, abbiamo, una volta cotto il prodotto, abbiamo il 70% di frutta, che è tanto, proprio perché andrà a concentrarsi la frutta e quindi ad evaporare, e un succo di limone che andremo a mettere a fine cottura. Quindi semplice da ricordare: 1 chilo di frutta, 600 grammi di zucchero, tagliate la frutta, evitate di ferirla quando la mescolate con lo zucchero, lasciatela decantare. Ecco, con altri frutti che non sono autoprotetti come le more, i mirtilli, i lamponi, questo fenomeno avviene molto più in fretta, proprio perché la frutta tagliata, incisa, mola più facilmente l'acqua. Certo. Le more, i mirtilli, ci sono pochi frutti, ma soprattutto i frutti di bosco hanno questa caratteristica. Va bene, quindi fatto questo, noi prendiamo... Avete preso nota di tutto, mi raccomando, e ricordate il famoso banco di prova della fetta biscottata. Fetta biscottata non bisogna premere, questo ci servirà ancora dopo. Allora facciamo partire. Induzione fuoco, allora devo dire che il vantaggio del fuoco diretto, Sì. il vecchio fornello a gas, soprattutto in pentola, sì, grazie Tania, Tania che è attenta a tutto, si è resa Grazie conto anche che a ci Tania. mancava qualcosa. E, Diceva il vantaggio del fuoco diretto. il nella fuoco produzione. diretto è che andrà a caramellizzare, soprattutto in una vecchia pentola in rame, andrà proprio a caramellizzare intorno, soprattutto all'inizio, durante la cottura, dando così un profumo che è tipico delle marmellate, delle confetture artigianali, delle confetture della nonna. Quello che sentivamo dalla nonna, per, Sì. per intenderci. Quindi è consigliabile l'utilizzo della pentola di rame oggi che ce Rame, l'abbiamo sì. a casa? Il rame resta il maggiore, il miglior conduttore, così come le leghe a base di alluminio, il rame è il maggior conduttore di calore e quindi indubbiamente aiuta molto nella preparazione, nella profusione appunto del calore e quindi nel fare in modo che... Ecco, vedete già incominciano, si vede da sotto, incomincia pian piano a riscaldarsi, qua ci vorrà qualche minuto, l'induzione è molto veloce, con pregi e difetti, perché quando dico difetti è proprio che in questa fase su induzione potrebbe attaccare. Ok, quindi state bene attenti a non far attaccare la vostra confettura. Usate i sensi. Bisogna sempre, io ho sentito, mentre parlavamo adesso, soprattutto all'inizio, un profumo di caramellato, no? Potrebbe attaccare. Quando attacca all'inizio poi diventa difficile, attaccherà sempre, cioè va a creare... Noi comuni mortali lo sentiremo qualche secondo dopo, secondo me, però fate attenzione Sì. al profumo di caramellato. È grave, cioè è grave, non per i comuni mortali, ma è grave perché in quel momento quando attacca
il gusto è compromesso, Certo. cioè il gusto di bruciato resterà sempre. Certo, sarà quindi proprio- occhi ben attenti, non coprite la All'inizio, pentola e all'inizio. lasciatela lì, ma va ben seguita Poi all'inizio. è vero che andiamo un po' di corsa, se questo Christine che fa, quando fa, penso a Christine, noi ne facciamo qualche quintale alla volta, ma Christine va a tonnellate, quando mette a decantare la sua frutta dopo il taglio ha solitamente un po' di giapponesine che tagliano e puliscono la frutta. Beh, dal momento in cui inizia a tagliare i 3 bancali di fragola, al momento in cui ha finito si è già sciolto lo zucchero in abbondanza, no? Mentre invece a casa, però come dicevo, vedete questo è l'inizio proprio della cottura. Allora, di nuovo che cosa sta succedendo? Perché in pasticceria, ancor più che in cucina, bisogna capire cosa succede. In questo momento, per effetto del calore, Sì? le fibre che contengono l'acqua e che quindi assieme allo zucchero naturale della frutta sono un vero e proprio contenitore delle bolle che contengono dell'acqua, scoppiano. E quindi tutta l'acqua che è contenuta nel frutto a questo momento sta uscendo dal frutto e si mischia, come si può vedere, Certo, viene incomincia a rilasciato. mischiarsi e in questa fase qui inizia il vero e proprio processo di cottura che andando avanti si trasformerà in canditura. La canditura che cos'è? È il totale transfer dell'acqua con lo zucchero. Perfetto. Ok, in una Avete imparato confettura siamo nell'ordine del 55% circa, in una canditura, lo dicevo prima, siamo all'80% e anche oltre. Quindi abbiamo qualcosa che si mantiene molto bene anche in contenitori aperti. Perché è importante, lo vedremo poi successivamente, cuocere, invasare al più presto? Perché ho dell'acqua e l'acqua fermenterà, motivo per cui, ecco qui abbiamo, si può vedere un bel inizio di cottura. Che meraviglia. E qui appunto, lo stai dicendo, proprio si incominciano a sentire i profumi dei frutti di bosco. È una confettura, quella dei frutti di bosco, che ha varie acidità, vari profumi, il lampone che dà un leggero profumo di rosolio, la fragola che è tipica, il mirtillo un pochino più tannino, un pochino più la mora che è più acida e quindi devo dire che è sempre una confettura interessante. Allora, mia Bene. nonna che cosa faceva a questo punto? Faceva così. Ok, E quindi diceva a me bambino e a mio fratello, adesso voi non toccate perché deve riposare tutta la notte. ah, succedeva? No. Ok. Lei lo diceva ma sapeva che noi in qualche modo avremo. Qualche cucchiaiata scappava. Però lei inconsapevolmente, perché poi noi ci siamo messi a studiare e abbiamo capito cosa succede. Qui senza l'effetto del calore e in modo molto lento continua ad avvenire il trasferimento dell'acqua con lo zucchero. Perfetto. E quindi è un passaggio molto importante perché in questo modo la frutta senza cambiare colore si lessa e quindi faremo una confettura che è rossa piuttosto che con queste macchioline che si vedono, che è veramente unico. Lo zucchero continua a sciogliersi. Sì. Si vede già dal bordo, da quello che lascia sui bordi, una frutta molto fresca e quindi che è pettinosa, cioè si vede proprio, anche se difatti la confettura non si è ancora fatta, si vede una confettura che sarà veramente molto bella anche da stendere sulla fetta biscottata. E quindi tutta la notte a temperatura ambiente, non in frigo o in una stanza fresca. Sì. Ovviamente coperta, mia nonna cosa faceva? Metteva un foglio di carta da forno, no? E per me era uno spreco perché sulla carta da forno si attaccava anche lo zucchero, ma c'era un suo perché. Perché sulla carta da forno tutte le impurità, e queste sono impurità, cioè questa schiuma, Sì. sono vere e proprie impurità. Si depositava sulla carta da forno, levando la carta da forno e facendo ovviamente attenzione di non trascinare zucchero, rimaneva questa pellicina di sporcizia. Certo, quindi aveva una funzione e anche effettivamente di purificante. fermenti, aveva proprio la sua funzione e si vede come già adesso. Quindi una notte di riposo anche quando lo facciamo con frutta più delicata, penso alla banana piuttosto che al mango molto maturo. Ecco, ricordo che la stagione del mango è febbraio. Sì. Comprate sempre mango aereo. So che pagate la prima classe, è costoso,
però il mango aereo è un'altra cosa, non c'è fotografia. E se lo dice il maestro Biasetto, Veramente sì. come contenitore noi possiamo utilizzare anche una semplice ceramica, terrina, anche una sì, ceramica volendo, una non è un terrina grosso di problema. vetro, sì, noi usiamo per questione in laboratorio qui non c'è vetro e quindi usiamo tutti i contenitori in policarbonato ad alta tenuta termica eccetera, però sì, sicuramente, tra l'altro questo è un bellissimo materiale, quello che è utilizzato per le cure dei neonati negli ospedali. Il policarbonato sotto l'aspetto igienico è veramente uno dei materiali, non si graffia e via dicendo. Facciamo finta che è passata una notte. E voilà, eccoci è qua. passata una notte. Allora, rimettiamo tutto sul fuoco e quindi mettiamo la nostra... Qui finiamo la cottura. Quindi a tutti gli effetti andremo a, dopo questa notte di decantazione, dove, come dicevo, avverrà il trasferimento dell'acqua, l'acqua migra, in realtà va in superficie ed è molto importante che questo avvenga per far sì che la nostra confettura si mantenga veramente molto a lungo. Allora rifacciamo partire. Perfetto, nel frattempo volevo informare mio marito che se si aspetta che io diventi una maestra confettaia o confetturiera, Sì. siamo ancora ben distanti, però sappiamo dove poterla andare a prendere o come saper leggere bene un'etichetta. Quantomeno adesso c'è una speranza in più. Quantomeno c'è una speranza, possiamo lavorarci, c'è una base. Ecco qua, quindi allora un'altra cosa che noi facciamo proprio per distinguerci anche a livello aromatico Sì. è proprio quello di mettere, in questo caso, a seconda del tipo di frutta, per esempio nella pesca a me piace molto, però un pochino, un baccello di vaniglia e quindi tutti questi semi, Sì. che mi piace ricordare, qua siamo ben oltre i 1.200 euro al chilo, quindi un baccello come questi costa attorno ai 18 euro. Questo è il Madagascar? Questo è Tahiti. Tahiti, perdono. Prova a sentire, veramente, Mamma mia, confermo. sì, veramente Confermo. unico. Unico davvero, mamma mia. Allora, un'altra cosa che amo ricordare, noi qui non abbiamo utilizzato in nessun momento mai pellicola. La pellicola, è inutile dirlo, contamina fortemente il nostro mondo, no? Quindi noi proprio come politica aziendale, Sì. esclusi i tramezzini che hanno bisogno di essere visti e quindi esposti anche mantenendo questa caratteristica, ma non usiamo mai pellicola. Tutte le conservazioni sono fatte in questo modo. In questo caso, perché ho appoggiato il coperchio, o un coperchio, o in questo caso la mia terrina o il mio contenitore, perché l'umidità che si viene a creare qua va a pulire i bordi naturalmente. Quindi all'inizio della cottura e solo all'inizio, se fate questo sicuramente potete... Allora, noi qui siamo quasi alla fine della cottura. Ok, quando lo Da che capiamo? cosa si vede? Dal movimento delle bolle. Cioè quando bolle un po' come l'acqua, Sì. come un po' in questo caso, cioè bolle veramente come dell'acqua, vuol dire che contiene ancora una grossa quantità d'acqua che deve evaporare, qua si vede proprio, e che ovviamente conferirebbe alla mia confettura una consistenza molto morbida da una parte, ma oltretutto un rischio di conservazione. Certo. Quindi in questo caso vedi proprio bolle, fa bla bla bla, come se fosse un sugo di pomodoro. Ecco, Certo. le bolle si devono inspessire un pochino e a incominciare ad acquisire la struttura e lo spessore di una bolla da sciroppo, quindi anche se la temperatura non cambierà, al contrario aumenterà, perché noi siamo attorno ai 104 gradi quando è cotta, senza andare a controllarlo, però proprio lo spessore e la velocità delle bolle cambierà. Ma si vede anche dal vapore che esce, no? Quindi quanto meno vapore uscirà, è anche il momento questo di andare a schiumare, perché Schiumiamo. Anche se è vero, abbiamo tolto le impurità con il foglio di carta da forno,
qui c'è sempre un po' di schiuma, allora guarda, ti faccio vedere perché poi tocca a te. Allora come si fa? Contenitore con acqua fredda, vedi come si condensano le impurità? Rimane in superficie. Ok, Sì. lo bagno nell'acqua, tolgo un po' d'acqua, faccio il giro e rimango solo in superficie. Vedi? Quindi Sì. con questa schiumarola vado a levare le impurità. Si fa 2 o 3 volte questo per avere proprio una confettura limpida. È vero che si perde qualcosa, però ne va della bellezza. Io immergo senza per forza andare, perché qui si depositano le impurità. Certo. E se ce n'è veramente tanto, cosa che succedeva all'inizio, ormai è quasi pulita, vedi come sono cambiate le bolle, c'è anche meno vapore che esce. Qua Sì. siamo quasi pronti. Allora, dai, forza, ancora 2 giri Ok. e poi siamo pronti ad invasare. Prego. Faccio io? Sì, sì. La sua confettura preferita? C'è un gusto, ci pare di aver capito che il mango, Ma come chiedere a un papà o una mamma qual è il figlio preferito? lo so. Dipende molto dal momento. Io sono umorale nella scelta di quello che mangio, quindi mi piace quando è stagione di fragola mangiare la fragola. Sono uno di quelli che va in cerca delle cose che arrivano direttamente dalla terra, no? Quindi sì, sicuramente E la stagionalità. sì, la stagionalità è sempre un punto di riferimento. Lui lo faceva con una disinvoltura meravigliosa, io probabilmente sto prendendo mezza confettura, ma No, ma è giusto, però vedi come la consistenza è cambiata? sì, per colpa, cioè è una cosa positiva. No, è cotta, Ok. sì. Ok. Si può proprio vedere. Ultimo giro perché ormai ci ho preso gusto. Sì, lo e stai anche facendo perché molto quando bene, mi brava. ricapita. Notate intanto la pulizia, vedete, esatto, quella che dovremmo fare tutte. Perché quando si finisce di fare pasticceria, il tavolo deve essere pulito. Non come i La nostri cucina, secchiai, sì. care amiche. Ok. Allora, io spengo perché per me ci siamo. Perfetto, mi Come sposto. facciamo a controllare? Recupero il mestolo. Come facciamo a controllare? Vedi, alla fine poi vedi le impurità. Ci sono, aveva ragione. Sì, sembra di no, però questo qui va a compromettere anche la piacevolezza della mia confettura, no? Ecco qua. Quindi adesso noi lo lasciamo, vorrei dire un po' decantare, ma è quello che volevo dire. Noi verifichiamo, abbiamo degli strumenti per verificare l'acidità, quindi il cosiddetto pH, piuttosto che la densità con un refrattometro, okay? Uno strumento che permette di vedere la densità reale. Però quando il prodotto è cotto crea un triangolo che si vede che cade a goccia però resistente. Vedi, proprio fa un velo che scivola. Sì. Ecco, si può dire che senza grandi margini di errore siamo sui quello che noi chiamiamo 56 Brix, quindi la giusta densità. La schiuma è una schiuma pulita, certo che adesso si sta abbassando, però vedi come è di fatto una schiuma pulita che non andrà a lasciare residui. Residui, certo. Siamo al momento di invasare, momento molto importante perché in questo momento noi determiniamo la lunghezza di vita, la durata del nostro prodotto. Quindi che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo lavati attentamente. Sì. L'ideale, non siamo in condizione qua, ma è di tenerli in un forno a 100 gradi o anche a 80 gradi per far sì che il prodotto, che il vaso, sia mantenuto veramente inalterato. E poi che cosa facciamo? Ecco, se vi fa piacere, Dell'anice. mettiamo, è sufficiente uno, vi assicuro che uno è più che sufficiente, abbiamo già messo la vaniglia, ecco, fatta l'ultima decantazione riportiamo a bollore, ecco, vedrete come l'aggiunta di succo di limone e quindi l'abbassamento del pH andrà a legare le nostre pectine, questa è una cosa che va fatta. L'industria mette qualsiasi tipo di sostanza acida, solitamente acido tartarico o citrico,
però il succo di limone mi dà anche un profumo molto naturale. Quindi mi raccomando il succo di limone al termine. Ok. Succo di limone a termine, terminiamo di evaporare, perché Per ovviamente un'estasi senza fine, perché si sente proprio il limone. si sente Ecco, proprio. in questo caso io preferisco un limone un primo fiore Sicilia, limone un'eccellenza, anche questo è il nostro territorio, è un limone un pochino più acidulo, quindi rispetto al famoso limone di Amalfi o di Sorrento, ok? Il limone siciliano, il primo fiore, è un limone che ha un'acidità più marcata, meno profumo. Ecco, nel limone di Sorrento c'è più profumo nella buccia. Nel limone di Amalfi invece abbiamo, nel limone di primo fiore siciliano abbiamo molto più gusto nel succo, sì, nel frutto. Stavo controllando, però l'hai pulito molto bene, cioè l'impurità non ne vedo altre, quindi ecco, Ho passato la sì, prova. sì, molto bene. Importante invasare, adesso noi lo fermiamo, deve andare veloci, Sì. in questo modo la vostra confettura non fermenterà, proprio siete sicuri che il problema non sussiste. Ok, grazie. Sì, qua siamo a 104 gradi, quindi belli caldi. Ecco, quindi attenzione ad assaggiare. E con i bambini. E con i bambini, se lo fate con i esatto, bambini, questa è fatevi- un'operazione un po' più delicata. Allora, che cosa facciamo? Invasiamo. Allora, è inevitabile che una parte della frutta, soprattutto quella più grossa, ma in genere non è completamente mescolata. Quindi che cosa si fa? Si fa cadere così, facendo in modo che ci sia una giusta distribuzione tra succo e frutta. Perfetto, quindi occhio alle proporzioni tra la famosa frutta Sì. in pezzi. E qui il è molto pieno. Questo qui è una mia garanzia di conservazione. Si mette il tappo, si stringe 2 volte e si capovolge. Questo qui tra 8 minuti è letteralmente sterile. Tra qualche ora farà il vuoto, quindi Sì. il tappo, questa è un'altra garanzia, il tappo si ritirerà e in questo modo è garantito che si conserverà. Poi fate una bella etichetta elegante, l'occhio vuole la sua parte. Sempre. Mettete la data sotto, è importante. Se volete accelerare, se sporcate i vostri vasi, li potete bagnare, ma fatelo anche dopo. Noi in produzione abbiamo delle vasche, il sistema è lo stesso, mettiamo le nostre confetture perché qualche vaso si sporca, però se siete attenti a far cadere la frutta, vedete io faccio molta attenzione di non sporcare il mio vaso, no? Ecco, vedete com'è proprio a filo, quindi Sì, questa è una garanzia. Allora quando domani mattina porterai a tuo marito questa confettura, spacciandola per facciamo mia. l'apertura. Questa, ecco, sempre per chi non è troppo esperto, parlo con i miei simili. Dopo quanto tempo possiamo degustare una buona Il confettura? giorno dopo. Già il giorno dopo, Il giorno dopo, perfetto. sì. Quindi la colazione mia di domani è salva. Perfetto. Ecco qua. Allora te lo faccio provare, mascotta. Vuoi? Sì, vabbè, fatto 30, facciamo 31 quando mi ricapita. Quindi 1, 2 e 1, poi si 2 gira. e poi si gira. Allora, 1, 2, premo. Sufficiente? No, è sufficiente. Perfetto, E bravissimo. poi si gira. Molto brava. Si vede che sei abituata a cucinare. Ecco qua. Queste sono le nostre confetture. Domani mattina saranno un po' gelificate, domani sera o dopodomani completamente gelificate. Ma ripeto, non è un gel pettinoso duro. Con il cucchiaio, lo vedrete, con il cucchiaio si rompe il gel, Sì. ma proprio anche nel vaso si rompe il gel. Questo qui in uno yogurt è spettacolare. Comprate lo yogurt senza zucchero, vi prego. Fatelo in casa se volete, senza i fermenti lattici, un po' di succo di limone nel latte, fate lo yogurt che è uno spettacolo.
si caglia da solo nel vostro bicchiere, mettete un cucchiaino di questa confettura, le vitamine non dico inalterate ma quasi, perché abbiamo una cottura molto breve, abbiamo della frutta fresca, non abbiamo addensanti, non abbiamo acidificanti, questo qui è tutto ciò che c'è di più sano. Quindi siamo riusciti anche a mantenere abbastanza intatte, possiamo sì, dire, sì. le proprietà. Ultimissima cosa, una curiosità, non so se lo posso chiedere, ma sulla fetta biscottata prima un velo di burro ce lo posso mettere o no? O è meglio di no? Di buon burro, perché so che lei mi consiglia del buon burro, ma meglio no, andiamo di frutta diretta. Io direi di sì, ma perché sono nato a nord e a nord si usa C'è mettere... una tradizione importante. Mia mamma si scandalizzerebbe solo all'idea, mio papà invece direbbe con allegria il burro. Quindi a È una questione di discrezione. gusto, sì, però io devo dire che anche con la crema da spalmare le nocciole il burro mi piace molto, cioè mi dà una sensazione proprio sulla lingua di cremosità che arricchisce, no, al palato, quindi per me sì, però poi ognuno... Abbiamo il via libera del maestro Biasetto, quindi chi sono io per affermare il contrario? Maestro, è stato davvero un grandissimo piacere, guardate che meraviglia. Grazie a voi. Grazie di cuore, perché abbiamo realizzato anche qualcosa di abbastanza inaspettato, ma che è anche alla base di moltissime Partiamo da preparazioni, qua, esatto, e di prodotti, quindi abbiamo sicuramente scoperto un lato inedito del celebre e rinomato mondo della pasticceria, in questo caso dell'atelier Biasetto. Davvero grazie di cuore per questa opportunità, adesso replicate e fateci sapere come va. Quindi grazie ancora al maestro Biasetto, alla prossima puntata di In Cucina con Sgaia.